Roberto Bozzetto, tecnico del Rozampia, fresco vincitore del campionato di seconda categoria. Mister, è stata una finale che insomma avete sbloccato con fatica nel secondo tempo, ma poi avete preso decisamente in mano le redini della gara. Le facciamo naturalmente i complimenti e diciamo che è la ciliegina sulla torta di una stagione stupenda per voi. Sì, certo, sicuramente. Un primo tempo equilibrato, una squadra loro partita abbastanza tosta e poi chiaramente abbiamo preso un po' di più campo, un po' di più redini. A portarla a termine nel migliore dei modi. Raffaele Ceci, centrocampista del Rozampia, questa sera bomber perché insomma l'hai sbloccata tu Raffaele con una punizione. Allora, innanzitutto complimenti per la vittoria, poi ti faccio questa domanda: l'avevi cercata quel buchino nella barriera o insomma o è stata una cosa un po' di fortuna? No, sinceramente ci ho provato perché ho visto che comunque la difesa aveva provato ad aprirsi, è andata bene, sono contento e comunque obiettivamente è stata una grande vittoria di gruppo e soprattutto voglio fare i complimenti a questi ragazzi, compagni e amici che hanno dato il 110%. Mister Stefano Diego Milanesi, tecnico del Rio, secondo in questa finale di seconda categoria. Mister, una partita strana, eravate partiti un po' in difficoltà, poi eravate preso le misure dell'avversario, diciamo i due gol sono stati due errori vostri fondamentalmente, che vi hanno un po' tagliato le gambe insieme all'espulsione. Io direi comunque che rimane una stagione fantastica la vostra. Direi una buona stagione ed è un risultato discreto. È normale che quando si arriva fino alla fine anche per una buona dose di fortuna è mancato quel pizzico di cattiveria sportiva ovviamente in più per effettuare l'ultimo gradino, ma merito comunque alla squadra del Rozampia che ha sicuramente meritato questo titolo, vista la nostra prestazione. Andrea Fabris, capitano del Rio, questa sera sfortunato finalista del campionato di seconda categoria. Andrea, è stata una partita un po' strana, era partito meglio il Rozampia, poi voi avete preso comunque le misure dell'avversario e dopo il primo e il secondo gol vi hanno un po' tagliato le gambe. Sì, quello ci ha tagliato un po' le gambe, le forze sono venute un po' meno dopo una lunga stagione. Ci dispiace, poi l'espulsione di Michael non ci ha dato una mano, per cui è andata così. Sfortunatamente è successo in finale e vabbè dai, ci rifaremo il prossimo anno, in prima dai. È stato un anno pieno di soddisfazioni, peccato di essere riusciti a raggiungere solamente il secondo posto nella fase finale, però vabbè dai, siamo contenti e guardiamo il bicchiere mezzo pieno.